Feliz Navidad, Feliz Navidad. Le note di Feliz Navidad e poi tutte le altre canzoni di Natale, migliaia di voci si sono unite in coro perché quelle parole di festa e conforto possano oltrepassare le finestre dei reparti e raggiungere i piccoli ricoverati in pediatria che in ospedale dovranno passare le feste di Natale. Un lungo biscione di babbi, famiglie intere, amici diverse, le istituzioni presenti, cappello in testa, hanno camminato assieme per raggiungere l'ospedale, il punto di raccolta al portello. Oltre 6.000 persone hanno donato ieri il loro tempo e la loro voce. La manifestazione, il Cantanatale, si è svolta per il quinto anno consecutivo. Era il 2018 quando il primo Cantanatale radunò 1.000 persone. Già nel 2019 erano diventate 4.000. Dopo le canzoni di Natale, una delegazione guidata dalla Rena Cometa e dai supereroi dell'associazione Gioca con il Cuore è salita insieme al sindaco Giordani, all'assessore Lanzarin e alla direzione ospedaliera a portare un saluto ai reparti. Il calore del Natale ai bimbi e a tutti i medici e infermieri in servizio.